Trovato dai sommozzatori nel lago, era sotto la sua postazione da pesca. È morto così, è morto annegato Italo Todesco, 70 anni da compiere, aveva guidato per un ventennio il bacino 7 dei pescatori, era scomparso da domenica. Questo è il triste epilogo della vicenda accaduta a Lamon, di cui abbiamo parlato già ieri mattina in rassegna stampa, quando ieri erano ancora in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco, dei sommozzatori dei vigili del fuoco, dentro il lago artificiale formato dal torrente, dalle acque del torrente Senaiga, in territorio di Lamon. Già c'erano poche speranze, perché l'auto, la canna da pesca lasciavano proprio presagire che l'uomo fosse scomparso lì nelle vicinanze, magari scivolando nel lago, e probabilmente questo è successo. È stato ritrovato, come avete visto peraltro ieri su www.amicodelpopolo.it. Cominciamo così la rassegna stampa di oggi, rassegna stampa di Radio Piave in blu. Oggi è mercoledì 22 marzo. Buongiorno da Luigi Guglielmi. Siamo come sempre noi dell'Amico del Popolo a condurre la rassegna. Allora, sto leggendo da pagina 24 del Corriere delle Alpi. Il Corriere offre un grande approfondimento su questa vicenda. Ne scrive Stefano De Barba, che saluto anche. Ciao Stefano. I sommozzatori dei vigili del fuoco l'hanno trovato in acqua sotto la sua postazione, dice il Corriere delle Alpi, la sua postazione di pesca. A picco sul lago del Senaiga mezzo vuoto, 2 canne ancora piantate a terra poco lontano da una rustica tettoia per ripararsi durante la pesca. Le speranze di ritrovare in vita Italo Todesco, 70 anni da compiere il 13 ottobre, si sono tristemente dissolte ieri alle 11:30, quando i sommozzatori arrivati dai vigili del fuoco hanno individuato il corpo in acqua. Forse un malore, vedremo, è l'ipotesi che il fratello preferisce immaginare. Forse un piede messo in fallo, forse un incidente per tentare di recuperare una canna scivolata nel lago. La tragedia che si è portata via una persona conosciutissima a Lamon per il suo impegno nel volontariato non ha avuto testimoni, e quindi sarà difficile capire che cosa è successo in realtà. La morte risale con tutta probabilità a domenica pomeriggio. Todesco è stato visto per l'ultima volta attorno alle 15, quando ha lasciato la sua Punto, poco lontano dalla casa di un amico, Costante Forlin, per andare a pescare nel suo posto preferito. Todesco era un pescatore espertissimo. Per 20 anni è stato addirittura presidente del bacino di pesca 11 Cismon Fiorello, e quel punto vicino alla passerella del Senaiga lo conosceva come le sue tasche. Per arrivarci bisogna scendere a piedi lungo il sentiero che porta alla passerella, scavalcare la ringhiera poco dopo il punto di sosta, percorrere un tratto scosceso di vegetazione e rocce, un'operazione fatta chissà quante volte da Todesco, per poter trascorrere qualche ora a pescare in quella insenatura appoggiando il materiale sotto a una piccola tettoia che aveva realizzato. È arrivato domenica verso le 15, ha parcheggiato la macchina e ha scambiato qualche parola con mia sorella, spiega l'amico Costante. L'ho visto che si cambiava le scarpe da ginnastica per scendere a pescare. Più tardi la macchina era ancora lì e ho pensato: Italo deve averne trovate tante di trote. Todesco viveva da solo, per questo anche, no? Le ricerche sono scattate così tardi rispetto a domenica. Andava e veniva spesso da quel punto pescoso, dunque la presenza della sua auto nella borgata non ha destato preoccupazione. Anche lunedì mattina chi ha visto l'appunto in sosta ha pensato che fosse semplicemente tornato di buon'ora per farsi un'altra pescata, proprio perché era la sua passione, ripeto, era stato il presidente, no? Era un pensionato dell'Enel. Io adesso non vi leggo tutto questo articolo del Corriere delle Alpi, vi dico solo che su questo giornale l'approfondimento occupa addirittura 2 pagine. Il volto di questa persona è questo qui, questo che sto inquadrando in questo momento. Amici di Radio Piave, poi sui social dell'Amico del Popolo potete andare a vedere la rassegna con queste immagini. Le altre foto sono dei vigili del fuoco al lavoro nelle ricerche, sono di Costante Forlin, questa persona che abita vicino al luogo dove è stato ritrovato. La numero 4, questa foto qui, è la foto del sindaco di Lamon, Loris Macagnan. Altri titoli su questa vicenda: balli, ingegno e passioni, un uomo disponibile che aiutava gli anziani. Poi andiamo a vedere la pagina successiva.
dove ci sono appunto ancora fotografie relative alle ricerche di ieri. C'è anche la foto dell'appunto, c'è la foto di questa insenatura paurosa del lago di Senaiga. Il fratello Francesco, come vi dicevo prima, non sa darsi pace e dice: forse è scivolato per un malore. Il congiunto è rimasto a lungo alla passerella mentre i pompieri scandagliavano il bacino. Appunto si tratta di una persona ancora giovane, forte, espertissimo dei luoghi e delle pratiche, e quindi viene da pensare che possa essere accaduto qualcosa di diverso da una scivolata, e Francesco Todesco, il fratello, può anche immagina che possa essere scivolato per un malore, perché se no c'è poco si fa fatica a spiegarsi che sia potuta accadere una cosa del genere. Siamo sul Corriere delle Alpi, quindi salto alla prima pagina per farvi vedere i principali titoli. Si procura l'esplosivo al bar, accade a Cesimaggiore, è un accordo tra settantenni, che però una persona presente ha sentito, un cliente del bar ha sentito, c'è stata la soffiata e la perquisizione, sono stati trovati 4 kg e sono stati arrestati i due che si mettevano d'accordo per l'esplosivo. Chiacchiere al bar e saltano fuori gli esplosivi veri. 2 perquisizioni a Cesimaggiore, altrettanti paesani arrestati dai carabinieri della compagnia di Feltre per i reati di detenzione e trasporto e il sequestro di un notevole quantitativo di materiale pericoloso che è già stato prelevato dagli artificieri. Questo è l'articolo di apertura sul Corriere delle Alpi, di queste persone di 70 anni che si procuravano esplosivo. È in prima pagina sul Corriere il lancio della notizia sulla Monti. I sommozzatori trovano nel lago l'ex presidente di Bacino 11, qui c'è anche una foto più definita dell'uomo italo-tedesco che non aveva neanche 70 anni, quindi era ancora giovane. Emergenza profughi, dateci più soldi per l'ospitalità, è andato a vuoto l'appello dei sindaci. Saltiamo sulla parte destra, case turistiche sugli alberi, il sindaco di San Tommaso Gordino cerca investitori, sarebbe la prima esperienza nel bellunese, avviso pubblico per cercare investitori. Che ci sarebbero. È chiaro che questa cosa fa il paio con quello che sta succedendo ad Auronzo, dove la famiglia Meister vuole realizzare un albergo diffuso nel bosco con case in parte sospese di altissima qualità, dove i prezzi per una notte sarebbero da 500 euro. Sono convinti di trovare pubblico. Ecco, noi forse dobbiamo crederci un po' di più nelle potenzialità dei nostri territori, no? Lo studio: caldo e siccità alimentano l'avanzata del bostrico, boschi sotto attacco, prima Vaia poi il bostrico, il coleottero che uccide gli abeti. Di norma dopo 4-5 anni l'infezione regredisce, ma questa volta non sta accadendo perché i boschi sono stati colpiti da una nuova fase di stress che è la grande siccità. Quindi non se ne esce, stiamo distruggendo, vedendo che le nostre foreste si distruggono, forse anche un po' per colpa nostra che magari non sappiamo intervenire in modo adeguato, prima per Vaia, poi per il bostrico, ma il bostrico, se il problema è la siccità, sarebbe arrivato comunque probabilmente per l'indebolimento degli alberi. Insomma, bisogna fare qualcosa. Sapete chi è questa persona? Amici della radio, sto inquadrando la foto centrale del Corriere delle Alpi. Sapete chi è questa persona che campeggia in prima pagina sul Corriere delle Alpi? È un professore dell'Università di Padova che è stato insignito dello Stockholm Water Prize, che sarebbe il premio Nobel per l'acqua. Pensate un po', non solo eccellenze in medicina all'Università di Padova, ma anche nelle altre discipline. Rinaldo, professore a Padova, è stato insignito di questo importante riconoscimento, un carattere forgiato sui campi da rugby, dice il Corriere delle Alpi. Sto leggendo la didascalia: scelte professionali che impegnano, danno soddisfazione e costano fatiche. Il filo conduttore è sempre uno: l'acqua. E per la sua vita di studioso dedicata all'acqua, per i risultati raggiunti, forse un passo decisivo contro le disuguaglianze, il professor Andrea Rinaldo, veneziano, docente a Padova, è stato insignito dello Stockholm Water Prize 2023, il Nobel dell'acqua, un riconoscimento eccezionale. A proposito di acqua, sui giornali oggi si ragiona anche sull'ipotesi che piace a Zaia di desalinizzare l'acqua del mare, come fanno in Israele. Dicono che i costi sarebbero affrontabili e l'idea è quella di attingere dal mare l'acqua che serve per le produzioni industriali e agricole. Cuori sulle vetrine per l'ultimo saluto alla negoziante. Parliamo di Belluno, è in taglio basso. Sabi,
Era e sarà sempre amatissima. Le bastava un sorriso per farsi voler bene, accompagnato da una dolcezza e una gentilezza che sono sempre più difficili da trovare. Sarà anche per questo che ieri mattina un cuore con la scritta Sabi batteva sulle vetrine di Belluno. E sapete chi è? La si vedeva, conduceva con il marito i negozi di Maya Dress, con il marito Alvise Bortolini, e noi anche da qui, insomma, io personalmente anche la conoscevo, insomma, non possiamo che unirci a quel ciao Sabi col cuore, perché la mia conoscenza era superficiale con questa persona che salutavo perché avevamo i bambini a scuola insieme, però l'ho sempre trovata una persona estremamente gentile, cortese, graziosa. Quindi così, veramente condoglianze ad Alvise, alla sua famiglia, ai ragazzi, ecco, e a tutte le persone che hanno voluto bene a Sabina, e anzi adesso vi faccio vedere anche pagina 21 l'approfondimento che Gigi Sosso scrive appunto su questo argomento: cuori rossi nei negozi e tanti amici in Duomo, l'addio a Sabina Quinze, perché ieri pomeriggio si è svolto il funerale. Si vede il Duomo pieno di gente, e fuori dal Duomo il marito Alvise, ecco, insomma, che saluta le persone, il sacerdote. Purtroppo è successo questo, è stata una malattia e se l'è portata via. Allora noi passiamo adesso al Gazzettino e vediamo che cosa c'è in prima. Non c'è una notizia tanto allegra, spopolamento. Sapete quanta gente abbiamo perso nel 2022? In provincia di Belluno altre 925 persone in meno. 1000 persone in meno su una provincia che non ne ha neanche 200.000. L'Istat rivela i dati del 2022, la popolazione provinciale continua a scendere, ora siamo sotto i 198.000 abitanti. In comuni come Cibiana di Cadore e Vallada a Gordina, nessun nato in 12 mesi. Il sociologo Diego Cason: c'è un inevitabile invecchiamento. Sono cose che sono problemi enormi, perché questo spopolamento non potrà che portare una rarefazione di servizi, che vuol dire scuole, sanità, uffici, e questo porterà a un ulteriore spopolamento. Quindi il circolo vizioso è tremendo, dobbiamo riuscire a invertirlo. L'articolo è a firma di Bonetti, poi a pagina 2 l'approfondimento. Inesorabile procede il calo demografico della provincia, scesa da tempo sotto i 200.000 abitanti. Il dato fotografato da Istat nell'ultima rilevazione diffusa ieri conta 197.751 bellunesi. Nei 12 mesi del 2022 si sono persi 925 residenti, un paese intero quasi delle dimensioni di La Valle Gordina, cioè 1000 persone, è un paese grosso in provincia di Belluno. Una tendenza su cui pesa la denatalità. Ci sono comuni dove in tutto il 2022 non c'è stato nemmeno un vagito, come Cibiana o Vallada. C'è un peggioramento degli indici relativi, conferma il sociologo Diego Cason, e non c'è da stupirsi se c'è un invecchiamento progressivo. I decessi in più sono cresciuti dell'11% in 12 mesi. Sappiamo che non è solo una questione di età, purtroppo il Covid si è portato via un sacco di gente in questi anni. Rete Colabrodo, l'acqua, perdite enormi, superato il 70%, qui firma Ivonne Toscani. Guardate, questa cosa è pesantissima. L'Istat conferma il colabrodo della rete idrica provinciale in provincia di Belluno. Rispetto alla media nazionale, in provincia viene immesso il doppio dell'acqua e le perdite totali sono il 70,6%, cioè su 100 litri che si mette nei tubi dell'acquedotto, 70 litri se ne vanno. Su 861 litri erogati per ciascun bellunese al giorno ne arrivano solo 253, questo per lo stato dei nostri acquedotti. Sparito da 2 giorni, pescatore trovato morto nel lago, sappiamo, si parla di Italo Todesco, l'articolo di approfondimento è a pagina 7 del Gazzettino di Belluno, da cui stiamo leggendo adesso. Tutelare le nostre foreste sono un grande patrimonio. L'incontro, c'era ieri la giornata, De Carlo, il senatore bellunese, l'unico che abbiamo in Parlamento, agricoltori, custodi della montagna. La proposta: le caserme vuote per ospitare i migranti. In provincia di Belluno ci sono delle caserme vuote, il governo pensi a utilizzare queste per ospitare i migranti, e questa una delle idee che i sindaci bellunesi, sconvocati dal prefetto Mariano Savastano, hanno messo sul tavolo per cercare di risolvere la questione dell'ospitalità dei migranti nel nostro territorio, che al momento sono circa 200. La proposta è partita dal sindaco di Pieve, Giuseppe Casagrande. Secondo me ha ragione, anche perché quegli immobili vanno sistemati
Altre soluzioni sono difficili da trovare, lo Stato sistemi quegli immobili che dopo sono pronti anche per altre esigenze. Lorenzago di Cadore, 20 anni dopo, torna il traforo della Mauria. A distanza di decenni si torna a parlare del traforo della Mauria, quello che nel 2004 avrebbe dovuto collegare il prolungamento della 27 e della 23 a Tarvisio. Stavolta però il progetto si ferma al traforo che agevolerà il transito tra Lorenzago e Forni di Sopra. Venerdì se ne parlerà a Forni di Sopra in occasione della presentazione del progetto di fattibilità. Presente il ministro Salvini. Vengono in mente i bei tempi in cui si parlava di queste cose, anche perché dalla Carnia c'era un flusso continuo di persone dirette in Cadore attraverso le auto private, attraverso le corriere sul passo della Mauria, che non è proprio il passo più agevole del mondo, perché venivano a lavorare nelle nostre occhialerie quando molte erano in Cadore. Penso a Safilo, che poi si è trasferita giù e adesso rischia di andarsene anche da Longarone, insomma altri tempi veramente. Beh, questa era un po' nell'aria, però dai comunicati, dai toni sembrava che il pericolo fosse scongiurato e invece pochi iscritti, niente rally bellunese, scoppia la polemica. Il rally bellunese ha ormai le ore contate, nato nel 75 con molta probabilità andrà in archivio dalla mezzanotte. È il tempo che resta per aumentare le già poche iscrizioni e arrivare almeno a 80, cifra che comunque non coprirebbe le spese. Ieri le iscrizioni erano 50, mancava quasi metà. Le norme stringenti sulla sicurezza dei serbatoi hanno portato molti piloti a migrare in nazioni vicine. La rabbia di Bric Silvestrel, ex pilota, presidente della Trecime Promotor, si taglia col coltello. La verità è che siamo soli, dice, completamente abbandonati. Alla presentazione della gara avevamo invitato Padrin, Bottacin e De Pellegrin. Non sono venuti. Oggi i soldi ci sono solo per Cortina. Qui è De Bon che firma, pagina 9 l'approfondimento. La protesta, Veneto Strade cede all'ANAS, dipendenti preoccupati. E ora che ne sarà di noi? Vi leggo questo lancio. La riclassificazione delle strade cedute da provincia a ANAS risulta inopportuna per i dipendenti di Veneto Strade. Ieri sono intervenuti attraverso le RSU della FILT CGIL. Che ne sarà del centinaio di dipendenti di Veneto Strade? Torneranno in capo alla provincia? Da parte nostra non accetteremo alcun accordo al ribasso. Qui è Fant che firma a pagina 5 l'approfondimento del Gazzettino. Adesso io vi ho accennato ai temi principali che sono presenti su queste pagine del Gazzettino e del Corriere. Vedete pagina 2 del Gazzettino, perso un paese di 925 abitanti, ci sono tutti i dati comune per comune. Questo è interessantissimo da leggere, tremendo ma interessantissimo. Boom delle case disabitate, 90.000 le residenze vuote, ma si fa fatica a trovare posto, anche questo è un altro problema. E poi l'approfondimento sull'acqua, solo un quarto arriva a casa, guardate i grafici. Ecco, io quello che vi invito a fare come al solito è di acquistare questi nostri giornali che vi presentiamo, il Corriere, il Gazzettino e il nostro, l'Amico del Popolo. Oggi vi arriva, se siete abbonati potete già sfogliarlo in digitale, se non avete le password chiedetele a segreteria@redazione.it. Oggi verso l'ora di pranzo sarà già disponibile il numero nuovo di questa settimana. Io con questo vi saluto qui, vi auguro una buona giornata, un buon mercoledì 22 marzo da Luigi Guglielmi. Ciao a tutti.